Ciao! In questo video parleremo di ballottaggio e apparentamento, che sono due parole che si sentono spesso quando si parla di elezioni. Qualche giorno fa a Bassano si sono tenute le elezioni comunali e dei 7 candidati sindaci ne sono rimasti in gara 2. Questo significa che tra 15 giorni i bassanesi saranno chiamati nuovamente a fare una scelta, non più tra tutti e 7 i nomi, ma solo tra il primo e il secondo classificato. Questa fase è prevista per i comuni sopra i 15.000 abitanti, nei quali nessuno dei candidati sindaci riesce ad avere la maggioranza assoluta nel primo turno. Il secondo turno è chiamato appunto ballottaggio e deve il suo nome a quello che avveniva nella Repubblica Veneta. Il sistema elettorale della Serenissima, infatti, era molto complesso e alternava l'espressione diretta dell'elettore a un sistema di estrazioni casuali di palline, cioè di balotte. Ecco da qui la parola ballottaggio. E questo era studiato per evitare che ci fossero strani inciuci al momento delle elezioni. Un sistema complesso, anche molto delicato, che è poi diventato di ispirazione anche per quello che è il sistema attuale americano e francese. Allora, oggi sappiamo chi sono i 2 candidati sindaci, ma non sappiamo ancora chi saranno i consiglieri. Sappiamo però quanti saranno in tutto. Saranno 24 nel nostro comune, così suddivisi. All'opposizione va un 40% dei seggi, quindi 10 seggi. Si trovano qua. Questa è la visione dalla parte del sindaco, ok? Mentre la maggioranza dovrà governare ovviamente con dei numeri un po' più alti, quindi avrà un 60% e dovrà quindi spartirsi 14 seggi. Il nome dei consiglieri totali, definitivi, lo sapremo a seconda dello scenario che si verificherà se vince uno o l'altro candidato. In questi 15 giorni potrebbe avvenire un'altra cosa, cioè il cosiddetto apparentamento. I candidati sindaci che si contendono appunto il primo e il secondo posto, per poter allargare la propria maggioranza, cioè quindi sperando di vincere, potrebbero chiedere a qualche altra lista attualmente fuori di spostare i propri voti su uno o sull'altro dei candidati. Allora, di per sé, l'apparentamento non è un qualcosa di negativo, è previsto dalla legge. Sicuramente però dipende dagli ingredienti che gli si vogliono mettere, perché ovviamente un apparentamento potrebbe anche diventare qualcosa di molto complesso, nel quale si condividono alcune idee, ma dove magari ci sono delle profonde diversità alla base, per cui è vero che uno dei 2 candidati vince, però in realtà al momento del governo dopo diventa qualcosa di complesso e il governo sappiamo che deve durare 5 anni. Quindi bisogna che gli apparentamenti in qualche maniera funzionino. Io credo che tra i 2 mi mangerò questa, anche per consolarmi del fatto che non sono stata eletta.